Il 23 novembre 1993 Giuseppe Di Matteo, 12 anni, viene rapito da un gruppo di criminali su ordine di Giovanni Brusca. L'obiettivo era quello di convincere il padre del bambino, Santino, ex mafioso, divenuto collaboratore di giustizia, a tacere sugli affari e le azioni della criminalità organizzata. Il padre non si piegò al ricatto, sebbene fosse angosciato dalle sorti del figlio, e decise di proseguire la collaborazione con la giustizia. Brusca decise così l'uccisione del ragazzo. Giuseppe venne strangolato e in seguito sciolto nell'acido l'11 gennaio del 1996 all'età di 15 anni, dopo 779 giorni di prigionia. Sto tenendo duro per riabbracciare la mia mamma. Perché non mi sono ancora venuti a prendere? Sento dei rumori e spero che ci sia qualcuno che mi riporti a casa. Entriamo tutte e tre prima entra il chiodo, poi io e il Monticciolo assieme. Il chiodo si appresta a mettere il cappio e io lo prendo da una spalla, il Monticciolo da un'altra spalla, il chiodo tira, viene messo a terra e si aspettava l'ultimo minuto e alla fine ho visto due lacrime, sembrava un'eternità, non lo so, forse sono stato a quel minuto, però non lo so quanti minuti, quanti attimi sono durati. Comunque è finito tutto, abbiamo messo dentro il bidone, abbiamo versato l'acido e la mattina abbiamo svuotato il tutto. Ho paura, ma ce la devo fare, perché là fuori c'è qualcuno che mi vuole bene e che mi sta aspettando.